Vi ringrazio perché noi tra pochi giorni, esattamente il 5 aprile, presenteremo l'8° rapporto degli amministratori sotto tiro. Per dire che cosa, caro Nicola? Che se ci sono degli amministratori a tutti i livelli, dei politici che fanno patti con la mafia, ce ne sono la stragrande maggioranza che alle mafie dicono di no e pagano un prezzo altissimo, loro e le loro famiglie, e non godono, vi posso assicurare, di scorte, di alti stipendi e nulla, anzi cercano di amministrare in nome del bene collettivo, del bene comune. Vi ringrazio perché parlare dal punto di vista vostro di informazione significa aiutare noi a parlare dal punto di vista della trasparenza. Ecco, grazie a dei corsi di formazione che con Regione Veneto, ringrazio il vicepresidente Pigozzo perché è stato un'anima importante di questo percorso, noi da 2 anni abbiamo formato più di 600 amministratori locali in Veneto, comandanti di polizia municipale e agenti di polizia municipale, cercando di spiegare loro che cosa sono le mafie al nord, come si presentano, come agiscono.